Buonasera. Questo pomeriggio alla Camera si sta discutendo del logo Alfano, la legge che darà alle 4 più alte cariche dello Stato l'immunità su tutto, anche sui reati comuni. È passato davanti al disegno di legge sulla sicurezza, quello che hanno sbandierato il centrodestra, la Lega, eccetera, hanno sbandierato durante la campagna elettorale come il dramma dell'Italia. Ebbene, è più importante salvare Berlusconi. E quindi oggi e domani si voterà alla Camera il decreto, il logo Alfano. Chissà quanto saranno felici gli elettori della Lega, di Alleanza Nazionale, di questo modo di procedere dei loro partiti. Comunque, dopo questa breve parentesi che mi sembrava doverosa, oggi avevo anticipato mercoledì scorso che avrei parlato delle intercettazioni telefoniche. Perché le intercettazioni telefoniche creano dei problemi al Berlusconi? Perché ci sono stati dei boatos dove si parlava di intercettazioni telefoniche di Berlusconi, intercettazioni piuttosto calde, piuttosto compromettenti, per cui era giusto creare subito una legge per bloccarne l'uscita nei mezzi, nei media. Allora andiamo con ordine. Cosa è nel disegno della Casa del Partito della Libertà? Se passerà questa legge non si potranno più fare intercettazioni telefoniche per i reati che sono punibili sotto i 10 anni di carcere. Per cui nessuno potrebbe più usare queste intercettazioni per il sequestro di persona, rapina, associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, calunnia, molestie, traffico di rifiuti, reati economici, finanziari, quindi le turbative d'asta, le frodi fiscali, le frodi sull'IVA e tante altre. Proprio recentemente Transparency International ci ha collocati tra gli stati più corrotti, tra i 15 dell'Europa. Siamo secondi dopo la Grecia. Io sono convinto che con questa legge probabilmente passeremo in testa. Perché? Perché con questa legge non si potranno più perseguire certi reati. Vi ricordate le scalate bancarie, le tresche tra Fiorani e l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio? Dimentichiamole. Pensate che per la mafia e per la criminalità organizzata si potranno fare intercettazioni solo per 3 mesi. Immaginate quanto saranno felici i mafiosi di questo. Le intercettazioni poi dovranno essere autorizzate da 3 giudici. Allora, un giudice monocratico può condannare una persona a 20 anni, ma non può autorizzare una intercettazione. Questa è una logica incredibile. I giornalisti non potranno pubblicarla, perché non potranno pubblicarla fino all'inizio del processo, quindi dopo anni e anni, anche se queste prove non sono più segrete, con pene gravissime sia economiche che penali, appunto per il giornalista, che vanno da 1 a 3 anni di carcere più un'ammenda di oltre 1.000 euro. Quindi tra breve, se questa robaccia, perché questa è una robaccia, diventerà legge, vedremo presto sui nostri giornali questo tipo di notizia: arrestato il signor Pinco Pallino. Punto. Non diranno né se è arrestato per furto, né se è arrestato per pedofilia o per violenze, diranno è stato arrestato, punto, perché non si potrà dire null'altro. Non si saprà nulla, per esempio, sulla clinica milanese di Santa Rita, la clinica degli orrori, dove un gruppo di medici mascalzoni scannava le persone. Siamo venuti a conoscenza di questa macelleria solo attraverso le intercettazioni pubblicate. Un articolo, e in questo caso l'articolo suonerebbe in questo modo sui giornali: arrestati 16 medici della clinica Santa Rita, punto, null'altro. Anzi, probabilmente questa notizia non sarebbe neanche uscita, perché essendo stati partite le intercettazioni, sono partite con un'accusa di truffa e di falso, quindi per reati sotto i 10 anni non potevano neanche essere ammesse. La morale, e chiudo, la morale che si potrà trarre da tutto questo è una sola, ed è amara. Se questa ennesima porcata diventerà legge dello Stato, ai magistrati verrà tolto uno degli strumenti più importanti per contrastare il crimine, e parliamo di sicurezza ovviamente, e nessun giornalista potrà più scrivere nulla. Cosicché i 2 poteri che in una democrazia
tengono sotto controllo il potere politico, cioè la magistratura e l'informazione, saranno tenute sotto scacco come fossero i due nemici da abbattere. Licio Gelli, il famigerato capo della P2, dovrebbe esserne fiero. Questi sono i fatti. Buona serata e a risentirci a mercoledì prossimo.